Benvenuti a un'altra puntata per imparare la lingua sarda. Questa puntata la dedichiamo a pronomi. Pronomi sono molto importanti, che sono quelli che in italiano vengono mutiosi pronomi personali. Cominciamo diretto all'orbiere tutto pari si commenta chi sempre e poi a bello lo comprendiamo de pruso e ne siamo sperando lo aumentare de pruso che l'orbidimo questo esempio. Come a bello vediamo persone per persone i pronomi personali che vengono usati in sardo. Poi su singolare, bornaro come la prima e la seconda e la de tre persone. Poi la prima persona, Deo. Poi la seconda persona, tue. Poi la de tre persone, issu, issa. E poi veste un altro pronome che posa de tre persone veniti a usare meda il sardo ed este vostè. Questo pronome namo che este di questo che in italiano si muovono il pronome di cortesia, namo che lo usiamo meda quando siamo vedande con una persona più manna, con una persona che non conosciamo meda, come una forma di rispetto. Per queste tre persone andiamo a dire per queste che sono casi in cui le usiamo pari con queste che si mettono in congiunzione, che cambiano a parededdo e tanto posso narrare. Amornau, che già prima è Deo, e tanto lo usiamo con de mea, pro mea, oppure potete essere peri in carchi altera forma di sardo, lo potete accattare con de me, pro me, e poi gallo a mie, con me, potete insomma accattare forma meda per questa prima persona. Su matte si può usare altre persone, se non ve lo elenco tutto e andiamo diretto a dire queste che sono le persone a su plurale. E tanto la prima plurale teniamo noi, poi la seconda plurale teniamo voi e poi la terza plurale teniamo issos o issas. In questo caso, come issa de tre singolare, teniamo po su maschero issos e poi la femmina issas. In questo caso pure teniamo, per il plurale pure teniamo tutte queste circostanze in cui questi pronomi personali sono adattati a queste preposizioni a secondo sul momento e la situazione in cui lo dobbiamo usare. E tanto che torna qualche esempio. A noisi, a boisi, a issos, pro noisi, pro voisi, pro issos, de noisi, de voisi, de issos. Tutti questi casi in cui non servono dello agganzare a qualche preposizione. Posa de trese singolare e posa de trese a su plurale, ammentate che in italiano queste cose che si muti di forma riflessiva ed è semplicemente da ammentare che è chiamattesi po ambarduas ed è in sese o da sese. Come che abbiamo atto formas de esos pronomes personales seguinte tutte le persone di esas principali formas, andiamo a dire questi pronomes che sono in italiano vedi di nada serie attona e partiamo di questi che non sono riflessivi. E tanto, basando qualche esempio per comprendere, prima bolornaro, ponare sono mi e ti, che sono di accompagnare a questa persona che si indicante. Mi e ti sono già la prima e la seconda persona a su singolare e basando un esempio. Mi la potorrao. Questo mi, altro non che narrare che chi a mimmi o a mie, come lo che rider narrare in variante sarda. Ti è stata cosa che narrare a tie, ti la potorrao. Questo può comprendere, è cosa che niedisi a tie o a tidi la potorrao. Posa de tre persone teniamo lì, lu e là. E abbiamo un esempio per la comprendere. L'ilada cantada, lì che narrare a issu. Se io nau la gerede, questo là è sempre po issa.
e se io atto un altro esempio, su contrario ho lu cherete, cusu lu este riferiu sempre a isso. Come può pare forse si complica un meta a lu comprendere come, però ad sapere che a bella bello feddante bisogna bene quasi naturale a usare questa particella de sos pronomi, secomente in italiano è tutto. Il su plurale amornau che sono noisi e boisi diventano nos e bos. Come abbiamo un esempio per lo comprendere detto, e nammoso nos cherene, bos cherene, cherenarre, cherene a noisi o cherene a boisi, siamo a stessi cosa che amornau prima. Poi de trese a su plurale teniamo lis, los e las. Poi lis, probabilmente quando andate a feddare sa S di questo lis non biladese a intendere me da che andata a si attaccare diretto a su verbo che tene dopo. E tanto, abbiamo un esempio, si deve una licantiana, questa magari sia da a su plurale, liscantiana, sa S la da intendere sempre più spago. Lo scantiana o gallo la scantiana, seconda sempre che sia da a un maschio o una femmina. Poi la forma riflessiva teniamo sì, come a narrare si cantiana, torniamo sempre a questo esempio che è a barra d'inconca, ed este sia posa de trese singolare che posa de trese plurale. Come ad erbido lo usamos elencauso tutto, però a vero posa da bene facile a los aumentare mano a mano chi lo usate. Se caso uno gusto che namo vedande de voisi o vedande de altra gente o de altra cosa, sono gusto pronomi che adese a usare de pruso e non vi preoccupate se capire queste prossime lezioni se lo usate a tornare a intendere. Tanto, dato che questa volta abbiamo feddau de medas cosas de aumentare, abbiamo come las ponimos tutte queste cose a sunersi una parte de questi pronomi che abbiamo imparato proviamo a lo sponnere a intro di un conto che vi scherzo contare che è uno di questi conti che sardo che ne narra tutto e non che ne narra nulla, secondo de come abbiamo la pica da sa gente. Ed è in questo conto che andavo a scontare a proposto per questo che si narrano a pronomi indefiniti in italiano che hai cominciato a los intendere, poi sempre lo siamo a tornare a applicare a pago, però come sono essi che colamo un'iscutta contando questo conto che doviere ite cabale de vocale di questo conto che vuole suonare può narrare tutto e non può narrare nulla, come ando a voler leggere. Deo oe a pattoppau a calicuno de issos, chi di cercande attero in mezzo a su nudda. Tu e mi hai sanau che le sia cosa per la perdonare, e su mattessi t'aio risposto. Bastante chi non sia propoisi, che ermedasi ognuno a barra d'incancaro suoso. Poi, se este troppo o prospaco, ad essere per una cosa che ha desaccattau boisatteros. A mie non mi importa de nemmos e qualche volta manco dei miei mattessi. Che doviera bere e tendate a bocare di questa cosa che poi può contare. L'importante è che sia dese rennessi o a intendere i pronomi che abbiamo imparato. Deo bor saluto con questa volta, con questo conto e bordavo appuntamento alla prossima volta per una lezione di sardo.